L'incubo di un altro incendio con fiamme alte dure da spegnere. A Osoppo, in Friuli, il lavoro dei vigili del fuoco alla Fantoni si stava completando, mentre in Veneto, a Oppeano nel Veronese, iniziava l'opera della squadra dei vigili del fuoco per il completo spegnimento del rogo che dalla prima serata di domenica aveva coinvolto l'azienda Geofin. Il presidio non è classificato come stabilimento a rischio di incidente rilevante, ma la presenza nella fase iniziale di fiamme elevate ha indotto a ritenere il coinvolgimento di solventi o comunque prodotti intermedi infiammabili o combustibili, fattori che aspetta le valutazioni dei tecnici ARPAV. La Procura della Repubblica ha disposto il sequestro dell'area. Nelle stesse ore ci sono stati almeno altri 3 interventi dei Vigili del Fuoco in Veneto, innanzitutto a Ospitale di Cadore, per un incidente stradale lungo la statale 51 di Alemagna che ha coinvolto una vettura con a bordo 3 passeggeri. Solo uno di loro è stato preso in carico dal personale sanitario del SUEM 118. Nel Trevigiano un incendio si è sviluppato in un ricovero attrezzi di via Bosco a San Biagio di Callalta. I pompieri hanno provveduto a estinguere il rogo, evitando che lo stesso si propagasse alla vegetazione adiacente o alla vicina abitazione. Infine, a Venezia, nel sestiere di Canareggio, si era ribaltata una barca a vela e un uomo è finito in acqua. L'allerta è scattata immediata per l'elicottero, il reparto nautico, le autopompe lagunari di Venezia e i sommozzatori. Tuttavia, l'intervento si è risolto con il solo arrivo della prima squadra, che ha recuperato lo skipper, il quale stava bene e non ha avuto bisogno di soccorso medico.